Questo bar è un bar straconosciuto dove letteralmente il prezzo di una granita ammonta al doppio di una granita che potresti mangiare ovunque in Sicilia, sia perché è a Taormina, sia perché ci fanno artisti internazionali, eccetera. Quindi diciamo che questo bar se la passa abbastanza bene da pagare un dipendente quanto merita. E questo non accade a Taormina come non accade negli altri paesini della Sicilia, perché un dipendente, se gli va bene, a giornata lavorativa, quindi una giornata lavorativa che può andare dalle 6 alle 11 ore, si becca massimo 30 euro. Poi ci sono casi particolari in cui ci sono camerieri, tipo io, che ho lavorato per 15 euro a sera. Il problema dei titolari, dei proprietari, è che non hanno la minima idea di cosa significa lavorare bene e far lavorare bene le persone in condizioni dignitose. Invece è un lavoro che poi diventa alienante, massacrante e disumano, perché io non posso lavorare per 11 ore, 10 ore a 30 euro. Ripeto, 30 euro se ci va bene. Quindi la domanda sorge spontanea: perché i giovani preferiscono il reddito di cittadinanza? E ripeto, il reddito di cittadinanza lo so che non è la soluzione, però metti un ragazzo che riesce a prendere 800 euro con il reddito di cittadinanza, paragonato ai 600 euro mensili dove ti spacchi il culo per 10 ore, cioè, secondo te regge il confronto? Proprietario? Ma lo chiedo. 600 euro sempre se ci va bene, perché oscillano tra i 400 e i 600. Poi ci sono casi rari, ovviamente, casi delle eccezioni in cui ti pagano un po' di più, ma mediamente è questo lo stipendio. Come ho detto, giù non si ha letteralmente idea di cosa significa lavorare bene. Conosco proprietari di locali in cui si fa di tutto per risparmiare. Ripeto, ho fatto la cameriera per 15-20 euro a sera, perché 15 euro d'inverno perché sai c'è meno gente, 20 euro perché d'estate c'è più gente. Io ho gestito 150 persone da sola una sera. Perché? Perché il proprietario si è dimenticato di andare a cercare altre persone che potessero aiutarmi quella sera. E poi la colpa, se arrivavo in ritardo a fare questo, quello e quell'altro, di chi era? Del proprietario o della stronza cameriera che è sola? Ovviamente della stronza cameriera. Giù, non si ha letteralmente idea di cos'è il rispetto, cos'è il lavoro, cos'è tutto. E pensate che il reddito di cittadinanza sia il problema? Pensate a far lavorare le persone decentemente, poi si parla.